assolutamente sperimentare e promuovere anche iniziative che puntano a dare valore allo sport sentito, ai giovani, al coinvolgimento poi degli spettatori, di chi passa, di chi vive il centro commerciale, non solo per fare shopping. Dunque sicuramente un'occasione di divertimento originale. Sport in Festa, centro commerciale Città Fiera, prima edizione, ma non solo sport, a Sport in Festa al centro commerciale Città Fiera, ma anche ballo e grandissimo movimento con i Fit for Fun che ve li presenta Annalisa Anastasi. Un applauso per questi 3 atleti straordinari. Io devo dire che sono veramente felicissima che ci siano qui con noi oggi i Fit for Fun, un talento, me ne sono innamorata letteralmente appena li ho visti ancora all'Oktober Jam di Trieste. Alberto, ce li presenti tu, i tuoi compagni? Ciao a tutti, io sono Alberto. Piacere, sono Navid. E Alessandro. Ecco Alberto, ricordiamo una crew importantissima. Linda, ci avvisi tu anche con i telespettatori di Radio Latte e Miele, ricordiamo Sciorondo del Città Fiera per vedere i Fit for Fun, una crew di breaking importantissima a livello regionale, nazionale e internazionale. Sì, Fit for Fun che tra qualche minuto si esibiranno allo Sciorondo del centro commerciale Città Fiera. Voi avete viaggiato in giro per il mondo con i vostri spettacoli. Sì, è vero, diciamo che ci occupiamo di competizioni a livello sicuramente europeo, ma anche oltre, quanto per esempio io ho avuto un'esperienza in Australia dove ho partecipato anche lì a gare in maniera positiva, e comunque diciamo che siamo attivi a livello internazionale nell'est Europa, anche in Francia, in Germania, in Inghilterra, dove c'è da ballare. La vostra disciplina in che cosa consiste? Beh, la nostra disciplina principalmente è la breakdance, è conosciuta così. In realtà il nome corretto sarebbe breaking, comunque è un misto, diciamo, di diversi stili. È nata nel Bronx, negli Stati Uniti, a New York, e da lì poi si è diffusa in tutto il mondo ed è diventata una realtà assolutamente viva e presente nella vita di moltissimi giovani. Navid, che cos'è per te questo modo di fare danza? È un modo per esprimere quello che si ha dentro sul proprio cuore, un modo per dire ciò che si prova, la propria esperienza nella vita, i propri pensieri, i propri sentimenti, ecco, un modo per esprimersi, come un linguaggio, diciamo. Sì, un linguaggio del corpo, un'arte del corpo. E sentiamo adesso Alessandro, che cosa ti aspetti per quest'estate per quanto riguarda magari le vostre esibizioni? Che cosa avete in programma? Beh, adesso stiamo già lavorando a Lignano, facciamo diversi show e abbiamo in programma altre collaborazioni con una ditta farmaceutica di Pordenone, e poi quello che ci aspetta lo sapremo solo continuando a ballare. Bene, noi ringraziamo i Fit for Fun che tra qualche minuto saranno ospiti qui allo Sciorondo sul campo, diciamo, di questo straordinario centro commerciale Città Fiera con la loro danza e il loro movimento. Sport in Festa dal centro commerciale Città Fiera per il momento è tutto. Venite a vedere il Fit for Fun allo Sciorondo! Ci spiega come fare un passo. Gamba destra, apertura, sinistra. Qui mi serve Fit for Fun Sabrina. Brava Sabrina! Bravo Diego. Almeno a seconda del tatuaggio. Bravissimi! Sono troppo bravi i nostri Fit for Fun, tutti vogliono imparare un po' di movimenti. Vincitori che abbiamo Sabrina, eccola qua.
E il premio fotodiritto? Qual è il premio, Luisa, lo ricordiamo? Dico sì, è un mese di corso di inglese al Wall Street Institute. Mi serve! Si può iniziare entro settembre, entro fine settembre, quindi avete tempo per scegliere. Avrete la possibilità, conoscete già l'inglese? Un po' voi? Sì? E comunque avrete la possibilità di fare un test, quindi verificare il livello, da lì partiremo col livello giusto, avrete 2 encounters con docenti madrelingua, 2 complementary classes, social club activities, interactive activities, tutta una serie di cose in un mese partendo dal vostro livello proprio. Quindi vi spero. Invece volevo dire a voi, you are really amazing. Thank you very much. I'm really impressed. Really amazing. Un applauso a Luisa della Wall Street Institute e ai nostri premiati. D'altronde con questi talenti come si può non osservarli? Sport in Festa, Centro Commerciale Città Fiera, prima edizione. Noi ci congediamo per la televisione, per la radio, ma non per gli ospiti del Centro Commerciale Città Fiera, perché tra qualche minuto partirà l'aperitivo firmato Radio L'Artegnele e siamo pronti anche noi come staff, come media partner di questa manifestazione a regalare a tutti voi tantissimi gadget, gli esclusivi gadget firmati L'Artegnele. Quindi tra poco, appena la regia ci dà la linea, partirà il gioco firmato L'Artegnele. Per il momento da Annalisa Anastasi e Linda Fiore è tutto. Ok, grazie.